Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con A Voi la Linea. Controlli rigidi sull'obbligo di mascherine all'aperto, tolleranza sul Super Green Pass. Così l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, appena conclusa la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di questa mattina a Trieste. Roberti ha ricordato che un anno fa eravamo in zona arancione con coprifuoco, pronti ad entrare in fascia rossa. È ancora troppo presto, ha poi aggiunto l'assessore, per misurare l'effetto dell'introduzione della certificazione verde rafforzata sulle prenotazioni di vaccini, in particolare sulle prime dosi. In questa prima settimana di applicazione del Super Green Pass in Friuli Venezia Giulia ci sarà tolleranza nei controlli per le oggettive difficoltà tecniche nelle verifiche, ma sul rispetto dell'obbligo di mascherina all'aperto non si transige. Così l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti a conclusione della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Trieste. È chiaro che il Friuli Venezia Giulia fortunatamente vive una situazione transitoria. Dico fortunatamente perché senza l'introduzione anticipata del Super Green Pass noi saremo in zona gialla, appunto, e quindi sappiamo già che ci sarebbe stato un effetto sulle capienze di teatri, di tante altre entità, ma degli stessi ristoranti che avrebbero potuto prenotare massimo tavoli per 4 persone. L'introduzione anticipata però crea anche dei problemi, ovviamente, prima di tutto quello informatico, con la difficoltà di adeguare il sistema informativo da parte di Sogei, dividendo il Green Pass standard da quello super, quindi per questa settimana ovviamente ci sarà della tolleranza, nel senso che ci cercherà di trovare tutti gli strumenti possibili per verificare se la persona ha il Green Pass da vaccinazione o da tampone. Banalmente nella mia app basta andare sul dettagli e c'è scritto che il Green Pass è da vaccinazione. Se qualcun altro girerà col cartaceo si controllerà il cartaceo, insomma basta che ci sia la prova. Però c'è una certezza: l'anno scorso in questo periodo ricordo che eravamo in zona arancione con il coprifuoco, i locali chiudevano alle 18 ed eravamo alla vigilia di una zona rossa e entro pochi giorni sarebbe entrata in vigore. Questo provvedimento ci consente di salvare questo periodo e di poter vivere sostanzialmente normalmente con uno strumento in più che è quello del Super Green Pass, che ovviamente è difficile da controllare ma che dovrà essere controllato a campione da tutte le forze dell'ordine, comprese le forze di polizia locale. C'è il tema in più del trasporto pubblico locale, che sicuramente è un elemento di difficilissimo controllo, perché come sappiamo il numero di passeggeri è enorme, ma anche là con i controlli a campione bisognerà fare in modo che le norme vengano rispettate. In più c'è un tema che è un tema anche di comunicazione e quindi di far conoscere ai cittadini quello che possono e non possono fare. Ricordiamoci che purtroppo in questo momento, vista l'incidenza dei casi, siamo già unica regione in Italia zona gialla e quindi assolutamente la mascherina va messa anche all'aperto, anche perché se il tema nei ristoranti, nei mezzi di trasporto pubblico, negli esercizi commerciali è quello del controllo a campione, è chiaro che vedere una persona senza mascherina la si nota subito e quindi la sanzione arriva immediata. Durante la riunione del comitato non si è affrontato il tema dei controlli al confine, ma, afferma Roberti, la questione resta centrale. In questo momento al tavolo di ordine pubblico e sicurezza non se n'è parlato, anche perché non è previsto a livello nazionale in questo momento. Dopodiché rimane un tema forte: abbiamo 15.000 persone che vanno e vengono ogni giorno per motivi di lavoro, di studio dalla Slovenia, un territorio che purtroppo in questo momento è martoriato dalla pandemia, con un tasso di vaccinazione ancora molto ma molto basso, e quindi questo è un tema che rimane. È chiaro però che noi prima di tutto dobbiamo proteggere noi stessi e ci proteggiamo utilizzando strumenti come il Green Pass, ma soprattutto utilizzando lo strumento farmacologico che è la vaccinazione. L'assessore Roberti ha sottolineato l'importanza della vaccinazione, precisando poi che è troppo presto per valutare l'effetto dell'introduzione del Super Green Pass sulle prenotazioni, in particolare della prima dose. Le vaccinazioni continuano, le prenotazioni continuano anche le prenotazioni forti sulle terze dosi, e quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. C'è ancora tanto da fare. Purtroppo anche l'arrivo delle nuove varianti ci induce a spingere sempre di più sulle vaccinazioni. Detto questo, è difficile già valutare un effetto ben preciso su un provvedimento che in fondo è arrivato soltanto qualche giorno fa e che i mezzi di comunicazione ci devono dare una mano a spiegare bene, a raccontare bene ai cittadini, perché va compreso e digerito nel giro veramente di poche ore. La colletta alimentare è tornata in presenza ed è riuscita a raccogliere circa 7 milioni di tonnellate di cibo, l'equivalente di 14 milioni di pasti. In Friuli Venezia Giulia sono state raccolte 422 tonnellate, a dimostrazione della generosità delle persone, anche a fronte dell'attuale crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria. Vediamo.
Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Pasean di Prato nella sede del Banco Alimentare. Oggi qui c'è un grande lavoro perché si stanno raccogliendo, si stanno immagazzinando i generi alimentari raccolti nel corso della 25esima colletta del Banco Alimentare. E con noi il responsabile dell'organizzazione della colletta, Paolo Pecile. Ecco, l'anno scorso non avete potuto farla in presenza, quindi dal 2019, e quest'anno un risultato inaspettato. Sì, ci ha sorpreso perché nonostante la diminuzione dei punti vendita che gioco forza abbiamo dovuto constatare, c'è stato un risultato che ci ha sorpreso anche e soprattutto per la qualità dei prodotti che sono stati raccolti. Il messaggio che avevamo dato ai clienti dei supermercati a comprare più prodotti di valore un po' più alto, come la carne in scatola, i legumi, il tonno, gli omogeneizzati per i bambini. Il risultato è stato raggiunto perché meno pasta abbiamo avuto, che è il prodotto che di solito raggiunge il record della raccolta. Ecco. Quindi Parliamo un po' anche delle caratteristiche della raccolta di quest'anno. Abbiamo detto quest'anno raccolta in presenza, ma si potrà continuare comunque a raccogliere, basta chiedere alla cassa dei supermercati, ecco, praticamente questa card per fare o il versamento. Insomma, ci sono 1000 modi per continuare a donare. Quest'anno avete avuto meno punti vendita a causa del Covid, disponibili, e anche meno volontari, ma siete comunque riusciti a organizzare il tutto? No, per dire la verità, meno volontari, il numero di volontari è diminuito di pochissimo. Sì. Meno punti vendita sì, perché soprattutto i più piccoli supermercati, causa Covid, appunto, non hanno voluto rischiare di rimanere intrappolati nelle vicende della pandemia. Però di volontari no, non abbiamo avuto un sensibilissimo... Però non avete potuto praticamente affidarvi alle scuole come avete fatto nelle edizioni passate. Certo, meno scuole, ma comunque abbiamo fatto un appello soprattutto per i ragazzi maggiorenni e la risposta è stata buona. Per esempio sabato sera proprio qui c'era un gruppo di scout accompagnati dal loro capo che hanno fatto un lavoro magnifico, quindi di immagazzinamento di quanto arrivava. Quindi adesso ancora i numeri precisi ancora non li abbiamo, stiamo valutando un po', però la prima impressione da quello che abbiamo visto sabato sera è stato quello che dicevo prima, cioè un valore maggiore dei prodotti donati. Ecco. Ma senta, cresce anche la richiesta di aiuto, perché sono enti assistenziali che vi chiedono appunto un sostegno. Le 317 strutture caritative intanto avranno già da domani, cominceremo a distribuire quello che abbiamo raccolto, per cui la richiesta aumenta sempre di più, perché anche questa situazione di pandemia ha creato problemi, insomma. Quindi la risposta che possiamo dare grazie a questa raccolta positiva ci fa ben sperare. Ecco. Quindi una richiesta che sta crescendo, però anche una volontà di donare, la solidarietà che sta crescendo. Sì, certo. L'abbiamo visto sabato, nonostante le condizioni del tempo non fossero favorevoli, la gente che si è recata ai supermercati ha risposto bene, insomma, alla cosa. Ha letto anche appunto il messaggio che si dava e ha risposto di conseguenza. Bene, ringraziamo il responsabile dell'organizzazione della colletta alimentare Paolo Pecile, qui dalla sede del Banco Alimentare. È tutto, grazie a Paolo Bassi per le riprese, restituisco la linea allo studio. E adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo.
Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Inaugurata venerdì scorso la nuova linea di taglio al plasma nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro di Metinvest, alla presenza dell'amministratore delegato Viktor Dembicki e dei vertici europei del gruppo di aziende siderurgiche e minerarie. Sentiamo. Grande innovazione, nuovi posti di lavoro, un'azienda che si insedia ancora più in maniera radicale nel nostro territorio, un'azienda mondiale. Beh, è un'azienda molto importante sia come valore della produzione sia come numeri di occupati in tutto il pianeta. E per noi è un onore davvero poter annoverare tra i marchi le aziende presenti in Friuli Venezia Giulia e Metinvest. Metinvest, che già da un po' di anni lavora nella nostra regione, sta investendo nella nostra regione. Questo è un investimento importante, parliamo di 10 milioni di euro, che ha visto la compartecipazione sia dello Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti e anche la regione Friuli Venezia Giulia. Investimenti importanti per aumentare l'occupazione in un'area, questo lo voglio sottolineare, dove la regione Friuli Venezia Giulia, dopo un periodo, come dire, di commissariamento molto lungo, sta risolvendo il problema. Parlo dell'Aussacorno, un'area nella quale noi vogliamo investire parecchio, è un'area che è molto ambita anche da imprese, marchi importanti a livello nazionale e non solo. Ci sono posti di lavoro nuovi, quindi bene per tutto il territorio. Seconda cosa, l'Aussacorno è in assoluto l'area più importante industriale del Friuli Venezia Giulia, per cui c'è una grossa attenzione da parte della regione, tant'è che noi come assessorato abbiamo messo 4 milioni per le nuove infrastrutture, quindi piazzale nuovo del porto, piazzale d'entrata per il parcheggio, illuminazione nuova di tutta la via principale che porta all'Aussacorno, ma soprattutto la grande novità sono i 7 milioni e mezzo che arrivano dallo Stato, quindi del PNRR, per l'elettrificazione della banchina del porto, quindi ecologia legata all'utilità. È stato un lavoro gestito in tempi molto brevi per tutta una serie di obblighi che ci eravamo acquisiti verso la holding, ma che siamo riusciti, come dicevo prima, come ho spiegato prima, a portare a termine nei tempi previsti. Ora c'è la fase più importante, quella di mantenere in esercizio questo impianto nella forma più efficiente per continuare, come nella storia di Trametal, il servizio ai propri clienti con una linea aggiuntiva di prodotti di qualità sempre migliore, aderente agli standard di mercato. Che cosa cambia? 4 volte in più di capacità produttiva, è corretto? Cioè, che cosa porterà in più questo investimento? Questo investimento va ad aumentare la capacità di fornitura di lamiere con i bordi rifilati, quindi lamiere nelle dimensioni esatte richieste dal cliente, lamiere che evitano delle lavorazioni aggiuntive prima dell'utilizzo finale. Ricordiamo che c'è questa nuova linea, ma c'è anche una nuova parte proprio di stabilimento, cioè ci troviamo all'interno di una parte di stabilimento costruita appunto per ospitare la nuova linea. Certo, abbiamo realizzato un ampliamento di circa 6.000 metri quadrati in 2 campate, la prima ospita la linea di taglio, la seconda copre il raccordo ferroviario, quindi aumenta le nostre capacità di spedizione mezzo vagone, aiutandoci a ridurre il numero dei camion, e l'altra ci consente appunto di stoccare, di meglio gestire i prodotti, i flussi in arrivo e in spedizione. Questo investimento ci permette di riaffermare l'importanza di Metinvest Trametal per il nostro territorio e credo anche per l'economia di questa regione. Se gli investimenti servono, permettono maggiore occupazione e maggior benessere per le nostre comunità. In modo particolare siamo grati a questa azienda perché ha saputo sempre coniugare gli aspetti di carattere ambientale, quindi ambiente e produzione, quindi sempre nell'ottica di un rispetto dell'ambiente circostanze che è molto delicato, che è la laguna, il turismo, cioè l'area turistica e quindi da questo punto di vista crediamo che le politiche del passato hanno riaffermato un principio fondamentale che oggi vede Metinvest con questo investimento riaffermare una forte presenza anche di tipo occupazionale.
Siamo contenti di essere oggi qui in questo momento molto importante, a essere, diciamo, coloro i quali hanno supportato le aziende del territorio e anche in maniera particolare Metinvest e Trametal. Questo è un investimento importante che hanno fatto e siamo veramente contenti perché dà veramente l'idea di un'area industriale che comunque pulsa e va avanti e resiste anche alle varie vicissitudini che in questa fase storica abbiamo. L'importante è andare avanti a investire. Abbiamo visto che la zona è una zona che porta tantissimi vantaggi. Abbiamo trovato un territorio che ci ascolta con attenzione e abbiamo ancora bisogno di questa attenzione. Dobbiamo fare delle opere importanti per rendere sicuramente la zona di Austacorno molto più efficiente. Quindi prima parlavo della parte del canale, sì, penso che questa sia veramente un'opera fondamentale, un'opera dove non sono grossissimi investimenti, dove tra l'altro Metinvest è pronta a investire direttamente e penso che questo possa portare vantaggi non solo al gruppo Metinvest ma a tutta la zona industriale di Austacorno. A Butrio si è celebrata domenica la festa in onore di Santa Barbara organizzata dalla sezione locale dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia. Numerose le autorità civili e militari presenti per onorare la patrona di Butrio. Vediamo. Grande festa a Butrio per onorare la sua patrona, Santa Barbara, organizzata dalla sezione locale dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia. Numerose le autorità civili e militari presenti che per onorare Santa Barbara hanno sfilato dal piazzale del comune fino alla chiesa parrocchiale per poi assistere alla Santa Messa celebrata da padre Enzo Tonini. Emozionante il momento dell'alzabandiera per onorare i caduti di tutte le guerre con la deposizione di una corona d'alloro alla statua della Santa. E come sempre la Regione spera e tenta di essere presente in tutte queste celebrazioni del ricordo, ma soprattutto guarda al futuro rispetto a quelle che sono le necessità di questo periodo, dalla pandemia in poi. Per cui era giusto che la Giunta regionale fosse rappresentata e mi sembra che la rappresentanza di tanti sindaci significa che il territorio vuole essere ascoltato. Tanti sindaci proprio per essere riconoscenti a questo corpo per quanto ha fatto nella sua esistenza da quando è nato, perché non dobbiamo dimenticarci, come è stato detto prima in qualche intervento, che sono morti tanti giovani per la libertà, per la salvezza, per la democrazia della nostra amata Italia. Quindi io credo che per un sindaco, per una stazione comunale è doveroso essere presente a giornate come questa di ricordo per chi ha dato la propria vita per il futuro dei nostri giovani. La festa di Santa Barbara per San Pietro è un punto fondamentale perché noi è anche protettrice dei minatori, quindi le valli hanno dato tantissime persone, sono immigrati in Belgio e di conseguenza hanno dato la loro professionalità a servizio. Il Comune di Manzano è sempre stato presente a questa manifestazione e l'importante è quello, tanti sindaci, 4 paesi e quello è il nostro futuro. Anche il Comune di Moimaco non poteva mancare a questo evento nel quale gli artiglieri fanno da custodi di una memoria assolutamente importantissima. Sindaco, oggi si celebra Santa Barbara, quanto è importante per la comunità di Butrio? Beh, è estremamente importante, è forse la giornata che noi dedichiamo alle associazioni d'Arma che in questo momento ci sono state particolarmente vicine. Quindi sì, è una giornata dove si ricorda il passato, il presente e si guarda al futuro perché il messaggio che portano queste associazioni è estremamente importante anche per le generazioni future. Presidente, quanto era importante per la vostra sezione celebrare Santa Barbara oggi in presenza dopo un periodo così difficile legato alla pandemia? Molto, molto. Questa cerimonia qua viene programmata da un anno all'altro per fare in modo di avere il massimo delle autorità, dei soci, dei cittadini e tutti insieme e per dare immagine alla nostra associazione. Grazie di cuore veramente a tutte le amministrazioni comunali e anche associazioni. Santa Barbara che significato per voi artiglieri? È un significato enorme per noi, no? È la nostra protettrice, no?
Dalla partnership tra il Centro Iniziative Culturali di Pordenone e la Fondazione De Caricini Dornpacher sono nate due mostre che mettono in luce Dante nelle cartoline e nelle miniature medievali. Un tuffo nel passato visibile fino al prossimo gennaio alla Casa dello Studente di Pordenone. Vediamo. Dante in cartolina e in miniatura due filoni, in mostra alla Casa dello Studente di Pordenone, visitabili fino all'8 gennaio dell'anno prossimo, in un progetto, Tutte quelle vive luci, che vede la collaborazione del Centro Iniziative Culturali e della Fondazione De Caricini Dornpacher. Dante in cartolina, curata da Emanuela Cornero, raccoglie, suddivise per filoni tematici, una serie di cartoline da collezione del conte Niccolò De Caricini, raccolte tra il 1899 e il 1941. I temi principali su cui si articola la mostra sono i ritratti, l'iconografia di Dante nel corso di questi 700 anni, l'importanza di questo fondo di cartoline illustrate e anche il raccontare la storia della famiglia De Caricini Dornpacher dal 1899 al 1941 e anche raccontare la storia dell'Italia e anche oltre di quel periodo. Dal codice Caricini discende anche la seconda ragione della mostra, Dante in miniatura. A Cividale opera infatti Massimo Saccon, un artista che della miniatura antica ha fatto la sua cifra caratteristica. Nel creare questa tipologia di capolettera si deve prima dare tutta la struttura e che sia ben precisa, perché le campiture sono importantissime. Come vedete, più vi avvicinate, più scoprirete i dettagli. Ci sono proprio degli stacchi ben precisi dove va l'oro e dove vanno certi determinati colori. Dovete sapere che nel Medioevo non c'era una tipologia di una cosa di sfumato, cioè le campiture dovevano essere ben precise e come vedete anche da questa lettera qua. Naturalmente la prima operazione è mettere il gesso dove ci sarà la base dell'oro. Mettere prima il gesso di Bologna, poi il levigallo, poi ulteriormente mettere il bolo, che è un'argilla che ha la proprietà di trattenere anche l'umidità e viene messa sopra l'oro e levigata. Una volta che si è reidratata la parte, si applica la lamina ben tagliata di oro e naturalmente viene collocata nella spazzatura dell'oro. Questa operazione viene fatta per prima perché gli eventuali sbagli con la pittura si possono coprire minuziosamente e nella maggior perfezione possibile. Questa è un tipo di capolettera preso da un manoscritto. Questo è un tipo di immagine, di miniatura presa da un altro manoscritto. Allora, nello studio di questi manoscritti io da artista o miniaturista posso assemblare insieme queste due cose, però rimanendo sempre coevo nel periodo in cui le faccio. Non posso mettere una cosa del 1500 in un documento del 1300. Per ulteriori approfondimenti sono a disposizione due esaurienti cataloghi delle mostre dove attingere ulteriori spiegazioni grazie ai contributi di Emanuela Cornero, Angela Borzacconi e Oldino Cernoia. A voi la linea oggi termina qua, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.